Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Allora, oggi affrontiamo altro genere di patologie che colpiscono comunque il bambino, l'età infantile. Dobbiamo essere dei bravi genitori in questa crescita, cercare di prevenire fin dove si può, ma quando si tratta anche di malattie ereditarie o genetiche, cercare al massimo di rendere al minimo quelle che possono essere complicanze, possono essere disagi nella quotidianità, vedere quale tipo di indagini dobbiamo affrontare, chi affronta questa tipologia di indagini, come, se sono pericolose oppure no, se sono dolorose, e con questo ne discuteremo col nostro ospite in studio. Con me oggi Simone Gramaglia, dirigente medico presso l'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, nonché responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia pediatrica. E allora, dottore Simone Gramaglia, intanto complimenti per il nome. Grazie, grazie Simona, grazie per l'invito e grazie per questa opportunità anche di diffondere quel po' di sapere che abbiamo acquisito negli anni. Importantissimo, anche perché la divulgazione medico-scientifica deve stare al primo posto ed è a salvaguardia anche del nostro operato professionale, perché ecco, chi viene già preparato, chi già ha una buona conoscenza ed evita le patologie nel loro assemblaggio grave, a noi ci facilita anche il compito, no? Assolutamente. Esatto, agevolano anche il sistema sanitario. E allora, dottore Gramaglia, gastroenterologia pediatrica, anche questa è una parolona, ma noi non immaginiamo che ci possano essere problemi così profondi, gravi o lievi a livello dell'apparato digerente del bambino, Invece sono dei problemi abbastanza frequenti in età pediatrica, anche perché nel corso degli anni la pediatria, che inizialmente era una pediatria generalista e affrontava il bambino in toto, cosa che rimane tuttora, ha pian piano iniziato a prendere delle strade di subspecializzazioni che ancora in Italia non sono effettivamente riconosciute dal punto di vista professionale, se non attraverso i curriculum intesi come percorso formativo, master, esperienze professionali in ospedali pediatrici che si occupano di quella determinata malattia. E così pian piano negli anni si è andata a formare l'allergologia pediatrica, la diabetologia e l'endocrinologia pediatrica, la gastroenterologia pediatrica di cui io mi occupo, malattie metaboliche, e quindi insomma, sostanzialmente abbiamo avuto le subspecialità dell'età infantile. Cioè, non è che io domani mi sveglio da medico e decido, anche se sono specialista in pediatria, di fare la gastroenterologia pediatrica. Come ha ben detto, master, studi, esperienza, master, percorsi formativi in centri di riferimento a livello nazionale. C'è dietro un percorso di formazione. Certo. Nell'ambito della gastroenterologia pediatrica noi abbiamo fondamentalmente le varie patologie, alcune organiche, altre funzionali. Nell'ambito della gastroenterologia pediatrica la principale causa di malattie per cui veniamo contattati anche in ambito di ambulatorio è il dolore addominale ricorrente. Il dolore addominale dobbiamo distinguere due grossi capitoli, appunto, di cui facevamo cenno. C'è un 10% di dolore addominale che sottende ad una causa organica, cioè c'è un problema reale del bambino, una patologia reale del bambino, che può essere la celiachia, possono essere malattie infiammatorie croniche intestinali, che possono essere problemi, le pancreatiti, spesso possono essere anche pancreatiti croniche in soggetti predisposti, e poi c'è invece la restante 90% della fetta, che sono dolori addominali di natura funzionale, ricorrenti. Aspetti, dottore Gramaglia, allora, organico quindi vuol dire che l'organo di suo è colpito da una patologia. Che il sistema in sé, il bambino ha effettivamente una malattia, una patologia, quindi c'è una celiachia, c'è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino, c'è una reale patologia. Invece, il funzionale invece entra a far parte di... viene riconosciuta fondamentalmente dai criteri di Roma 4, che sono dei criteri redatti, gli ultimi criteri redatti dall'ESPGHAN, che è la nostra società europea di gastroenterologia pediatrica, e che comunque non riconoscono uno dei criteri di base, è che non esiste, dopo tutta una serie di percorsi diagnostici, una malattia reale. Cioè, gli esami sono normali,
gli esami delle feci, la calprotectina, parassitologico, la coprocultura sono negative, l'ecoaddome è negativo, non c'è niente che spieghi la sintomatologia. Aspetti, dottore Gramaglia, quando voi usate parole un po' difficili per la comprensione dell'utenza, io vi fermo. Sì. Calprotectina, cos'è? È un esame che viene fatto sulle feci e che è un esame molto sensibile per individuare l'infiammazione dell'intestino. È un esame che viene eseguito di routine sia per individuare eventualmente malattie infiammatorie croniche intestinali, sia per una volta individuate per eseguirne il follow-up nel tempo, cioè valutare se quella malattia è ancora presente o il paziente è in remissione. Come cioè i markers oncologici. Perfetto, il concetto è uguale. Sì. Di recente utilizzazione questa proteina, Sì, forse, sì. Ecco, visto che sono aumentate le nell'età malattie pediatrica. infiammatorie dell'intestino. Sì. Quindi queste funzionali, queste malattie del bambino, il bambino Non quindi trovano- lamenta dolori addominali, lamenta dolori non ha addominali. gonfiore, non ha addome rigido, niente? Non ha niente riconosciuto dal punto di vista degli esami strumentali e laboratoristici, però rappresenta effettivamente un problema per il bambino e per la famiglia, che spesso si rivolge addirittura in pronto soccorso, fanno 2 o 3 accessi in pronto soccorso, si rifanno gli esami perché chiaramente venendo in pronto soccorso l'esame va fatto, gli esami del sangue va ripetuta l'ecografia e poi praticamente non si trova nulla. Ed è anche là una competenza del gastroenterologo pediatra e rappresenta la principale terapia di questi disturbi, rassicurare la famiglia sul fatto che non ci sia effettivamente una causa organica, una malattia sottostante, che va prendono il figlio tranquillizzata. per paziente psichiatrico, cioè nel senso che mio figlio ha qualcosa che non va. Adesso potrebbe esistere una neurocolite in un bambino che magari Il problema che si sta infatti sviluppando nel corso del tempo è che l'intestino, il nostro intestino, che fondamentalmente presenta più cellule neuronali del cervello stesso, è molto connesso col cervello, quindi col sistema nervoso centrale, e quindi fondamentalmente anche lo stress, anche momenti critici della crescita possono determinare questi problemi. Il dolore addominale ricorrente si definisce come almeno 4 episodi di dolore addominale a settimana per almeno 2 mesi, dove vengono eseguiti gli accertamenti che poi risultano totalmente negativi. Dottore Gramaglia, quale bambino, cioè a che età può subentrare questa, non so come chiamarlo, cioè questo è un disagio veramente quotidiano del ragazzino, del bambino, per quel che riguarda la patologia disfunzionale a carico dell'intestino? Sì. Hanno un'età per cui sono già scolarizzati e quindi... Tendenzialmente sono soprattutto bambini dell'età scolare che iniziano ad introdursi quindi nel mondo, stress, e anche quello può influire. Spesso e volentieri però bisogna anche escludere che sotto un dolore addominale ricorrente non ci sia un altro disturbo funzionale, che è la stipsi occulta, cioè il bambino che fondamentalmente evacua con feci dure, caprine, che sporca le mutandine di feci, quindi ha un'encopresi, una tendenza a ritenere, una tendenza ritentiva all'evacuazione, e solitamente avviene quando appunto il bambino sta levando il pannolino, si sta svezzando dal pannolino, il bambino che entra nelle prime fasi alle elementari. Dottore Gramaglia, devo farle una domanda, approfittare di lei non tanto come gastroenterologo pediatra, ma come pediatra. Ecco la stitichezza, la stipsi nei bambini, il cotton fioc, il solletichino, questa cacchina che non vuole uscire. A volte i bambini già da piccoli hanno le emorroidi, hanno la perdita anche del sangue per lo sforzo, no? Ad emettere le feci. Ma questa storia del cotton fioc, del prezzemolo, cioè le nonne ci hanno consigliato magari barbarie comportamentali, barbarie perché non risolvono niente, in realtà sono anche cose graziosine, soffici. Più ecco, storiche. però, ecco, dottore Gramaglia, che si deve fare in questi casi? In questi casi, quando fondamentalmente io mi trovo ad approcciare un bambino in ambulatorio in cui riconosco i criteri della stipsi occulta, innanzitutto escludo, perché in alcuni casi la stipsi occulta può sottendere a cause organiche, quindi può sottendere ad una celiachia paradossalmente o problemi di tiroide, ecco. quindi vanno indagate questi aspetti.
Esclusi questi, poi chiaramente il bambino viene etichettato come stipsi funzionale, in quel caso si fa una terapia con rammollitore fecale, il Macrogol, che sono degli zuccheri che permettono di richiamare acqua nell'intestino e di ammorbidire le feci. Fondamentalmente non danno problemi, non sono farmaci reali, non vengono assorbiti a livello intestinale, non hanno effetti collaterali, però riducono la sintomatologia e permettono l'evacuazione di feci cremose. In verità molto spesso ci capita che questo tipo di problemi sia associato anche all'alimentazione. L'alimentazione occidentale purtroppo carente molto di verdure, con poca assunzione di frutta, poca assunzione di liquidi. Quindi già siamo in una fascia di età più alta del neonato, Sì, infatti, okay. è una brutta abitudine, brutta abitudine alimentare che poi a lungo andare può determinare questo e anche altro. Ma lei le è capitato mai un bambino neonatino con il nel culetto, c'è l'emorroide, proprio la vena ingrossata? Questo fondamentalmente no. Almeno Più i pediatri spesso, ci dicevano così, una volta. Più spesso capita, bisogna in questi casi che dici tu, fondamentalmente escludere se non ci sia un'intolleranza alle proteine del latte, perché spesso i neonati vengono gestiti in maniera impropria, cambiando diversi tipi di latte. Anche questo è un altro di quei fattori di rischio che si è visto e documentato dalla letteratura, favorisce nel lattante si parla più di dischezia che di stipsi. La stipsi è più è fondamentalmente la stipsi del lattante, per dirla in parole povere, per farci comprendere. Fa con il lattante, dottore? In questi casi bisogna escludere invece che non ci siano delle cause organiche più complesse, perché il lattante con la stipsi bisogna vedere se cresce, se comunque dopo stimolazione evacua, bisogna vedere queste cose, perché se non evacua o evacua solo ed esclusivamente stimolato, non col cotton fioc. Non col cotton fioc. Noi in pronto soccorso, quando ci capita una situazione del genere, facciamo stimolazione con sondino rettale, facciamo evacuare il lattante, ci accertiamo che non ci siano cause particolari e poi lo mandiamo a casa. Però se questi episodi si ripetono e qualche volta, raramente ci è capitato, questi sono neonati che vanno indagati per escludere cause di megacolon, che è una patologia congenita, problemi di innervazione del colon che determinano... grande colon? Sì, grande perché si accumulano le feci. Perché formano le feci ma non evacuano. Quindi è una conseguenza dell'accumulo delle feci? È una conseguenza, nel megacolon è una patologia dovuta all'innervazione del colon. Sì. E quindi più spesso si sviluppa, cioè si manifesta nei primi anni di vita. Sono pazienti che quindi hanno, per problemi dei gangli, che sono le cellule che permettono il movimento, della peristalsi intestinale, perfetto, per problemi di queste cellule non c'è peristalsi e chiaramente il colon accumula feci e allora diventa di dimensioni molto importanti. Vediamo se ho capito. Praticamente, siccome la peristalsi si avvale di quel movimento, quindi fa spostare acqua, aria, a un certo punto è come se fosse una zampogna, si gonfia, non passa più niente, si blocca e quindi lì le coliche, i dolori, no? Anche il dolore forte, o sbaglio? Questi sono casi severi e rari, parliamo del megacolon. Le coliche del lattante, le coliche del lattante sono un disturbo comune dell'età infantile che rientra nell'ambito anche questo dei disturbi funzionali, però del lattante. Risolvibili, transitori e tipici del lattante tra i 3 e i 7 mesi di vita. Allora, prima della domanda dove entreremo un po' nel tecnicismo dell'impiego strumentale per poter fare diagnosi di patologia certa organica del tubo gastroenterico del bambino, lei consiglia per le coliche di mettere il bambino girato col pancino sulle ginocchia e massaggiare la schiena? Perché ecco, altro... Effettivamente si è visto che praticamente le vibrazioni, i massaggi comunque nell'addome, anche le vibrazioni stesse della macchina, quando i genitori vengono allarmati in pronto soccorso, più spesso capita solitamente di sera, è un classico, vengono da noi e il problema si è già risolto, perché
basta semplicemente queste piccole vibrazioni per favorire il transito delle feci, dell'aria che il bambino tende a ritenere, e quindi conseguentemente arrivano che già si è risolto il problema, Bene, paradossalmente. Però sono un disturbo, diciamo, funzionale appunto dell'età del lattante, che si risolve poi solitamente col compimento dell'anno di vita. Però ci sono dei bambini che piangono ogni giorno per le coliche, giorno, e quindi i genitori si disperano, non sanno cosa fare, ci sono le goccine per risolvere un po' la situazione, milico, però dicevano metteteli con la pancia sulle gambe, sulle cosce del genitore, massaggiate la schiena, quindi create questa sorta di vibrazione. Ok. E allora, dottore Craveri, andiamo all'indagine strumentale. Noi sappiamo che noi adulti spesso ci sottoponiamo alla gastroscopia, no? Ecco, ma in un lattante si può effettuare in un bambino? Penso sì, ma con sedazione, suppongo. Sì. Però non so niente a riguardo, ci erudisca. Allora, gli esami strumentali nell'ambito della gastroenterologia pediatrica sono entrati di prepotenza, presi e tramandati dalla gastroenterologia dell'adulto. Sì. La gastroscopia, cioè l'endoscopia, anche in età pediatrica è eseguibile, viene eseguita in sedazione, solitamente in sala operatoria, poi dipende dall'età del paziente. Più spesso le indicazioni all'endoscopia dipendono da cosa andiamo a cercare. Sono due, la procedura e l'endoscopia. Poi se prelevi qualcosa ed è lo strumento. Okay, l'endoscopio può essere un gastroscopio, e quindi viene inserito dalla bocca e ci permette di studiare l'esofago, lo stomaco e fino alla seconda porzione del duodeno. Sì. Se invece entriamo dall'ano, usiamo un altro strumento che è il colonscopio, e ci permette di individuare c'è tutto il colon fino all'ultima porzione dell'intestino tenue, che sarebbe l'ileo. Ma è differente questa procedura rispetto a quella dell'adulto? Cioè nel bambino non si può indagare per come si indaga nell'adulto, quindi facciamo due entrate in base a dove può arrivare il nostro endoscopio? Non l'ho capito bene. Cambia in questo caso solo le indicazioni. Va bene. Cioè nel caso del bambino, allora, distinguiamo due capitoli. L'endoscopia in urgenza, e solitamente la causa principale dell'endoscopia in urgenza sono l'ingestione di corpi estranei, che vanno rimossi, soprattutto corpi taglienti, corpi appuntiti, corpi che possono determinare l'occlusione o la perforazione dell'intestino. Ma lei è capitato? È capitato spesso, siamo riusciti a gestirlo con i nostri colleghi della US di endoscopia, il dottore Di Carlo, il dottore Cantone, il professore Schumann. Ma i genitori cosa raccontano? Di aver visto che il bambino ha... Spesso raccontano di avere visto il bambino ingerire un determinato oggetto. Più spesso capita invece, dici, c'era la monetina, non l'abbiamo più trovata, il bambino era là. In quel caso chiaramente si fa la radiografia, si vede se c'è un corpo che praticamente viene visto alla radiografia, e a quel punto si vede dove è localizzato e si valuta se ci sono sintomi o meno, perché spesso nell'80% dei casi i corpi estranei vengono anche eliminati spontaneamente. Se passa non c'è bisogno. L'indicazione chiaramente ed è mandatoria nel caso di occlusione dell'esofago o di scialorrea profusa. Scialorrea significa iperproduzione di saliva, sì, infatti problemi respiratori, in questi casi chiaramente la procedura va eseguita. Ma non è un compito facile in un bambino. Non è un compito facile, chiaramente, però purtroppo capita, in questo caso la prevenzione è fondamentale, stare attenti per quanto possibile alle ingestioni dei corpi estranei. E questa è l'endoscopia in caso di urgenza. Poi invece c'è quella in elezione, diagnostica, e in alcuni casi anche operativa, anche se è più limitata nell'età pediatrica. Più spesso è quella diagnostica che viene fatta. L'endoscopia diagnostica, noi andiamo con la gastroscopia per valutare, fare diagnosi di celiachia più frequentemente, di gastriti un pochino più raro nell'età pediatrica, e invece e anche di valutare localizzazioni dell'alto intestino nelle malattie infiammatorie croniche,
nello specifico del Crohn, perché il Crohn si può localizzare in dall'esofago all'ano, quindi diciamo che colpisce tutto il digerente, tutto l'apparato può colpire tutto il tratto digerente, anche se principalmente interessa l'ileo. Interessa l'ileo, esatto, la porzione terminale dell'intestino. Nel bambino ci si accorge subito, sintomatologicamente parlando, che c'è una malattia infiammatoria in atto? Allora, le malattie infiammatorie croniche intestinali, anche qui, allora, è importante dire che 1/4 di tutte le malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi comprese l'adulto, si sviluppa in età pediatrica. Quindi non sono pochi i casi di pazienti che noi transitiamo poi ai centri delle MICI dell'adulto. In questo ambito noi abbiamo 2 tipi di malattie, la rettocolite ulcerosa e il Crohn. Che differenza c'è? La differenza è dal punto di vista istologico, però fondamentalmente per i sintomi la rettocolite ulcerosa si localizza soprattutto nel colon, e nel caso dell'età pediatrica più spesso si verifica la variante pancolitica, cioè interessa tutto il colon, per questo le rettocoliti ulcerose all'età pediatrica sono molto severe più spesso delle volte, la stragrande maggioranza delle volte, e si presentano con sangue nelle feci, ma sangue abbondante, sangue rosso vivo nelle feci. E dolori addominali? Dolori addominali, in alcuni casi severi anche alterazioni elettrolitiche, disidratazione, anemia importante. E allora il bambino, per esempio, affetto da celiachia, allora, i sintomi forse sono riconducibili a un addome gonfio, feci maleodoranti, acquose magari, non digerisce praticamente questo bambino, no? Quindi arriva lì in una situazione in cui effettivamente lo stare male clinicamente è evidente, no? Anche anemico spesso. Allora, la celiachia è una patologia autoimmune caratterizzata dalla reazione immunitaria del nostro sistema immunitario in soggetti geneticamente predisposti verso la gliadina, che è una porzione del glutine che è contenuto in orzo, segale e frumento, che sono i grani più comuni che noi ingeriamo. Questo che cosa determina? Una reazione immunitaria abnorme, soprattutto localizzata a livello dell'intestino, soprattutto del tenue. Quindi viene picchiettato lui. Soprattutto lì. Cioè praticamente il sistema immunitario lì sbaglia. Questa molecola grossa, di solito noi che non abbiamo la celiachia la elaboriamo e la buttiamo fuori con le feci. Invece nel bambino celiaco gliela espone come a dire: guarda, questa qui non la conosco, aggrediscila. Perfetto. E quindi questo e determina una infiammazione soprattutto appunto del duodeno. Questo causa... Ma nel duodeno non ci sono i villi? Ci sono i villi, causa l'atrofia di queste piccole strutture che noi abbiamo e che servono per assorbire le sostanze nutritive che noi ingeriamo. Quindi questo determinerà chiaramente scarsa crescita nel bambino, può determinare anemia, può determinare diarrea, cefalea, negli adulti, nelle donne, anche in età fertile, può determinare infertilità transitoria e momentanea, aborti ricorrenti, che si risolve con la dieta priva di glutine. Però in alcuni casi la celiachia può anche essere totalmente asintomatica, manifestarsi come semplicemente o con sintomi molto fini, appunto in alcuni casi la stipsi paradossalmente, in altri casi in altri casi il dolore addominale, la cefalea. Comunque, dottore Gramaglia, una piccola nota dobbiamo farla. Forse in medicina si è studiato tanto e a lungo la malattia celiaca come la malattia del bambino, ma in realtà sono adesso più i casi dell'adulto che hanno la celiachia, quindi sono quei bambini in cui era silente, geneticamente programmati all'esplosione della patologia in un momento X della vita. Però in realtà adesso è molto studiata nell'adulto la celiachia. È molto diffusa nell'adulto. È incredibile, ma è così. Quanti i portatori di questi geni malati ecco, poi si individuano nel corso dell'età adulta. Questo è importante sottolinearlo, quei geni che predispongono alla celiachia sono molto diffusi nella popolazione generale, quindi si è visto... DQ2 e DQ8. Sì, esattamente, questi due HLA, che non sono quindi essenzialmente da soli responsabili della malattia, ma c'è spesso qualcosa che ancora non abbiamo conosciuto, di ambientale,
di alimentare che in quel determinato momento, in quella determinata situazione innesca questa reazione che poi si perpetua nel tempo, perché Certo. ricordiamo che la celiachia è una malattia a vita, chi è celiaco Però- almeno per ora, allo stato attuale delle conoscenze attuali, l'unica terapia che ha è la dieta priva di glutine. Esatto, quindi è una malattia cronica, sì, non Sì. andrà mai più via, E soprattutto- però se togli l'agente scatenante ritorni finito, guarito. sei Ecco, una persona vabbè, è tranquillissima. sempre un controllo, però rispetto a tante altre patologie più gravi a carico Certo, dell'intestino, questo è davvero controllabile. Dottore Gramaglia, lei ha parlato di ambulatorio di gastroenterologia pediatrica, di ambulatori di diabetologia, ma a noi non importano in questo momento gli altri settori della pediatria, importa questo tipo di ambulatorio. Esclusa l'urgenza e quindi il pronto soccorso, come facciamo a prenotare una visita se noi abbiamo il sentore che il nostro figlio non stia bene, che ci sia qualcosa a livello dell'intestino che non va? Basta una impegnativa del pediatra curante per visita gastroenterologica, prenotare tramite CUP o in farmacia con le comuni o col Sovracup, con il nuovo sistema del Sovracup. Qual è questo sistema, dottore Gramaglia? Allora, Il- noi sappiamo che possiamo prenotare in farmacia, Sì. possiamo venire in ospedale al secondo piano e prenotare la visita con l'impegnativa del medico, oppure con cosa? Speed, con qualcosa del genere, entriamo... Ci sono nuovi meccanismi strumenti, informatici. sì, direttamente dal sito dell'ASP che mediante il Sovracup è possibile fare la prenotazione con l'impegnativa del medico curante. Perfetto. E il martedì pomeriggio noi eseguiamo l'ambulatorio e Dottore siamo a vostra Gra- disposizione. Dottore Gramaglia, ci sono liste d'attesa da paura oppure per il bambino è più, diciamo, malleabile la prenotazione, perché la disperazione dell'utenza a volte è questa. Allora, noi ci fidiamo molto del pubblico, nel pubblico ci sono i grandi professionisti, anche privati per carità, sono dei professionisti alla pari, però ecco, il pubblico noi esprimiamo la nostra massima fiducia. Però spesso nel pubblico ci sono liste d'attesa che sono sconfortanti, solo che anche tanta gente non ha il denaro adeguato per poter pagare il professionista nel privato. Quindi ecco, ci si dispera. In realtà adesso c'è una fluidità nelle prenotazioni, si va avanti tranquillamente. Sì, la nostra direzione generale ha fatto in modo di tentare di ridurre al massimo le liste d'attesa, nonostante le ben note carenze di organico che affliggono tutta l'Italia. Esatto. Però le visite sono garantite in tempi brevi, soprattutto nei casi d'urgenza. In quel caso Insomma, parliamo bene della nostra ASP, ce lo meritiamo, lavoriamo possiamo bene. assolutamente dire che in poco tempo riusciamo a eseguire le visite. E allora l'impegnativa del medico, per concludere e dare chiarezza a chi ci ascolta, ecco, prevede che cosa? L'indagine strumentale, questa la decideremo solo una la volta? visita, poi Solo la visita. vediamo noi le indicazioni, perché spesso un altro dei motivi delle lunghe liste d'attesa è anche il fatto che molte degli esami che vengono richiesti sono impropri. Quindi fondamentalmente Ma noi li hanno dobbiamo... tolti tutti gli esami impropri, ci hanno limitato, noi ridotto dobbiamo tutto. ridurli a Ancora? farli quando sono indicati, estremamente Ecco. indicati da linee guida. Quindi vabbè, la procedura diciamo che è corretta, prima Sì. si fa una visita clinica e poi si decide il da farsi, quello sì. Ma certo nel bambino non puoi subito scrivere sull'impegnativa indagine endoscopica, cioè mi sembra veramente assurdo. Forse è stato più facile nell'adulto, no? Esagerare con le ecografie, Sì, con in gli questo esami, senso, senza però dubbio. dico nel bambino ci si No, va no, piano no, piano, ecco, quello sì. E Assolutamente. allora, dottore Gramaglia, siamo in conclusione, è stato esaustivo, ci ha spiegato e raccontato bene tante cose. Un consiglio che vuole dare alla mamma che ci ascolta, al papà, al genitore, visto che ci occupiamo di un campo delicatissimo, ecco, la gastroenterologia è, diciamo, ormai il tutto nella nostra vita quotidiana e clinica, quindi cosa possiamo consigliare ai genitori che ci ascoltano? Allora, fondamentalmente affidatevi al vostro medico curante. Le patologie gastrointestinali sono diffuse sì in età pediatrica, ma la stragrande maggioranza dei casi e delle consulenze che si fanno sono funzionali. Pertanto non preoccupatevi, tranquillizzatevi, noi siamo sempre a vostra disposizione, se ci sono delle patologie le affrontiamo insieme, altrimenti e le superiamo insieme. Grazie dottore Gramaglia, io vi saluto e alla prossima puntata. Ciao ciao. Arrivederci, grazie. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take
you.